c'è un grande disagio che si è creato e su questo ce ne scusiamo, ma oggettivamente noi abbiamo chiesto i permessi al Comune e il Comune ci ha rilasciato i permessi e chiaramente non c'è stata un'interlocuzione, questo mi dispiace molto, con i residenti, pensando che loro fossero anche informati. Come il presidente di Coldiretti Veneto Carlo Salvan, anche il direttore di Coldiretti Venezia Giovanni Pasquali non si è sottratto a un confronto con i residenti di Castello. L'allestimento del villaggio, con cui l'associazione porta il mondo dell'agricoltura nel cuore delle città italiane, a Venezia non ha certo ricevuto un'accoglienza entusiasta. Nessuno ha qualcosa contro l'iniziativa, ma per i residenti è troppo grande per una città così fragile e porterà altre decine di migliaia di persone in una zona già piena di turisti. E quando si organizzano questo tipo di manifestazioni così importanti, un pochino di disagio purtroppo è inevitabile. Comprendo sicuramente quello che sta succedendo, ci scusiamo in primis per il disagio e ci impegniamo a ripristinare in primis tutto quello che in qualche modo può essere oggetto di danneggiamento o di altro fastidio, però al tempo stesso è una situazione, un evento che mettiamo a disposizione della città e di tutti i cittadini. Nel confronto nato quasi per caso tra le parti risalta il contrasto tra lo stupore degli organizzatori davanti ai malumori dei veneziani e l'esasperazione degli ultimi residenti rimasti in una città percorsa da milioni di visitatori, due mondi che si sono finalmente incontrati alla vigilia dell'iniziativa. Cerchiamo di mettercela tutta anche per cercare di lenire, però è chiaro che il villaggio, avete visto le dimensioni, e qualche disagio chiaramente lo sta creando. Noi cerchiamo di muoverci con il maggior tatto possibile, dopodiché sappiamo che per primi che Venezia è una città che merita assolutamente un rispetto importante per la sua delicatezza e che quindi insomma, questo sarà per noi un monito ulteriore per essere ancora più attenti e solleciti.